Salve a tutti e benvenuti a Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti a tutti. Allora, nuova puntata di Soundtrack City. Questa volta usciamo fuori dal nostro confine, dalla nostra comfort zone, per andare niente poco di meno che in Francia per parlare di un grande compositore, Michel Legrand, voglio dire, un capostipite della scuola francese. Oggi ne parliamo, peraltro, insieme a un regista, David Desit, per un suo documentario dedicato interamente appunto alla vita e alla figura di Michel Legrand. Il titolo di questo documentario, mi butto, Il était une fois Michel Legrand, credo. Poi adesso con noi sarà Pierluigi Pietroniro, il nostro battitore libero, che è anche un valente conoscitore della lingua francese e ci aiuterà non solo a pronunciare correttamente i titoli, ma anche a fare delle corrette domande a David. Allora, Massimo, tu abbiamo visto questo documentario emozionante, devo dire, di questo grandissimo musicista. Io ricordo uno dei miei dischi preferiti è Yentl, con una Barbara Streisand superlativa. Se uno pensa a una cantante ai massimi livelli di interpretazione, andatevi a sentire questo disco, per la raffinatezza dell'orchestrazione, per la grandezza proprio della vocalità di Barbara Streisand. Però lui ha fatto anche molto altro, insomma, di Oscar ne ha vinti due. Tre Oscar. Il terzo qual è allora? Oltre miglior canzone per un film che io amo e di cui parleremo, il caso Thomas Crown, con le liriche di Alan Merlin Bergman, quello di Norma Jewison del 68, poi la migliore score per Quell'estate del 42 di Robert Mulligan del 72, film 72, e miglior partitura per musical diretto e interpretato da Barbara Streisand nel 1983 per proprio Yentl, con le parole di Alan Merlin Bergman. Quindi comunque un compositore pluripremiato. Peraltro un compositore, Massimo, oggi mi viene da dire quando penso al caso di Thomas Crown, perché oggi con Massimo lui è assolutamente fissato, deve fare una domanda a David riguardante questo film, ecco, che è la sua unica ragione di vita di Massimo, e ci spiegherà poi il perché. Allora Massimo, però Legrand ha avuto, diciamo così, due vite, una vita europea, l'altra vita statunitense. Parlaci un po' di anche qualche cenno biografico rispetto a tutto questo. No, allora, tutto questo che tu hai raccontato viene benissimo fuori, viene raccontato da David in questo documentario a dir poco emozionante ed emozionale, e riesce veramente a raccontarci le mille sfaccettature di Legrand, che è stato uno dei più grandi titani della musica, non solo della musica applicata alle immagini, ma poi della musica. Pensate che lui, come Ennio Morricone, grazie ai suoi arrangiamenti per la canzone francese, ha portato una rivoluzione totale, ha cambiato proprio il mondo della musica leggera francese, con grandissimi nomi. Tra l'altro lui, che ci ha lasciati il 26 gennaio del 2019, è stato non solo un grandissimo compositore di musica applicata alle immagini, ma anche un grande chansonnier. Cioè, pensate che comunque molte delle sue canzoni, molte delle sue composizioni lui le ha interpretate, poi con fior di nomi. In questo documentario se ne vedono di incredibili, tra l'altro, a parte le testimonianze di Sting, di Gabriel Yared, ma poi ci sono parti in cui si vedono e si ascoltano interventi di Quincy Jones, Barbara Streisand, di Alan e Merlin Bergman, che abbiamo appena citato. C'è una parte in cui ovviamente si parla delle Parapluie de Cherbourg, che è stato un film musical incredibile, che ha fatto un successo enorme in patria, ma non solo, che ha preso tantissimi premi. Pensate soltanto che in carriera ha avuto 12 vittorie, 37 candidature tra Golden Globe, Oscar, BAFTA, César, Grammy e chi più ne ha più ne metta. È stato veramente un grandissimo interprete della musica a 360 gradi, e tra l'altro ha conosciuto anche Charlie Chaplin, che vorrei dire non è cosa da poco. Ha lavorato anche per un film di Orson Welles, di cui poi parleremo, però comunque veramente c'è tutto in questo documentario, ed faccio i miei complimenti prima di entrare in puntata e nell'intervista
a Davide perché è riuscito a raccontare veramente una storia enorme, in quasi 2 ore di documentario, ma veramente raccontando tutto, che è una cosa, un'impresa titanica, difficilissima. Peraltro io ho scoperto da Pierluigi Pietroniro, io non lo sapevo, che Legrand è stato allievo di Nadia Boulanger. Vabbè, lui ce l'aveva in casa, quindi è comprensibile anche una cosa del genere. Allora, io direi quindi a questo punto di far entrare il nostro ospite. Prima però annunciamo Pierluigi Pietroniro. Ciao Pierluigi. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Marco, ciao Massimo. Grazie per questa bellissima occasione che avete accettato di fare per il nostro canale, per il vostro canale. Sono molto felice perché innanzitutto Michel Legrand, appunto, come voi avete detto ampiamente, è uno dei capisaldi della colonna sonora francese, ma oserei dire internazionale. Quello che ci tenevo a sottolineare è che oltretutto è stato un grandissimo strumentista. Come tu accennavi poco fa, oltretutto la Nadia Boulanger, come si evince anche dal documentario, ha tardato a farlo diplomare proprio perché se lo voleva tenere lì. Ha detto: questo è talmente bravo che voglio formarlo al massimo e voglio dargli tutte le possibilità. Nadia Boulanger, ricordiamo che è stata anche, tra l'altro, l'insegnante anche di Astor Piazzolla, per dire un altro, insomma, un altro nomino così da poco conto, tra virgolette. Quindi era una grandissima docente, una grandissima musicista, ha formato compositori importantissimi per il Novecento. Ma la forza di Michel Legrand che mi ha sorpreso, perché io da questo punto di vista non lo conoscevo, e quindi ringrazio il mio caro amico fraterno David Herzog Dessit, che tra poco ci raggiungerà, mi ha fatto scoprire un musicista incredibile, uno strumentista incredibile. Michel Legrand era un pianista eccezionale, che poteva suonare qualsiasi partitura, dal classico al jazz, e nel jazz ha dato forse anche il meglio di sé, perché era un interprete straordinario, avendo suonato con Stan Getz, con Quincy Jones, con tutti i grandi è veramente un personaggio a 360 gradi. E Davide adesso ce lo racconterà in modo molto emozionante, e io penso che presto, quando anche i nostri amici italiani poi riusciranno a vedere il documentario in Italia, spero che venga distribuito al più presto perché bisogna vederlo, e potranno conoscere un musicista veramente a 360. Allora, noi a questo punto non ci resta altro che fare entrare David. Ricordo che Pierluigi ci farà da translator, quindi in French. Vediamo un attimo che cosa succede. Ciao David. Ciao David. Come ça va? Très bien. E qui finisce il mio francese. Anche il mio. Merci de m'accueillir, de me recevoir ici, chez vous. Allora, David dice grazie di accogliermi qui e di ricevermi tra voi. Il piacere è nostro, il piacere è nostro. C'est notre plaisir. David, après, il faut que toi aussi tu parles un peu d'italien, parce que tu le parles bien l'italien, je sais très bien. E gli ho detto che presto dovrà anche parlare lui l'italiano, perché lo sa, lo conosce. Ok, allora Pierluigi, a te l'onore di iniziare il giro delle domande. Benissimo. Alors David, je vais commencer avec les questions, je vais les poser en italien, après je vais traduire, d'accord? Allora, David, puoi raccontarci da dove nasce la tua storia legata a Michel Legrand? Io ho letto che addirittura la tua presenza tra noi sarebbe in fondo grazie anche a lui e alla sua musica. David, peux-tu nous conter où est née ton histoire liée à Michel Legrand? Et moi, j'ai lu dans des interviews qu'on pourrait dire que même ta présence ici, c'est grâce à lui et grâce à sa musique. Hein? N'est-ce pas? È vero. È strano, ma la storia inizia con i miei genitori che si sono conosciuti al cinema per andare a vedere un film che farà piacere a Massimo Privitera, visto che il film era l'affaire Thomas Crown. E quando i miei genitori sono usciti dal cinema hanno acquistato immediatamente il disco della colonna sonora, la canzone principale. Massimo, c'est l'original. No, vabbè.
Emozione Massimo, pura. qui puoi vedere immenso di l'originale, il 45 giri 1963. acquistato dai genitori nel Wow, 1963. No, No, scusa, 1969. 1969. D'accord. Et donc, Ok. donc mes parents I miei ont genitori acheté hanno le acquistato disque questo et disco ma maman e mamma ha ha ascoltato ascoltato questo disco pendant des années avant ma naissance. durante tanti anni Et je pense e qu'elle a penso écouté che lei pendant abbia qu'elle ascoltato m'attendait questo dans son disco ventre, anche parce ero que nella sua c'est une pancia, chanson qui m'a poiché è toujours un'emozione che procuré mi ha une émotion sempre provocato incroyable, un'emozione très forte. incredibile, molto Et forte. que E lorsque quando io più j'ai tardi ho écouté plus tard de ascoltato la la musique de musica Michel Legrand, di Michel j'arrivais Legrand, à reconnaître, riuscivo tu a sais Pierluigi, j'arrivais riconoscere, à sai, reconnaître Pierluigi, la la patte pasta de Michel dans di les Michel orchestrations et nelle l'utilisation orchestrazioni, des instruments, etc. nell'utilizzazione degli Et ce qui est strumenti, fou, c'est que eccetera. je E suis ciò tombé che è amoureux de la strano musique de Michel è che mi sono innamorato della au musica di fur et à Michel, mesure que j'écoutais du con più e Michel più che Legrand. l'ascoltavo la Je musica tombais di vraiment Michel amoureux Legrand, de cette mi musique-là innamoravo parce que je sempre di pense più di qu'elle est questa reliée musica. à la E conception perché même de penso mon che existence. effettivamente Tu era comprends ce que je veux dire? legata al Bien sûr, concepimento di me proprio no? stesso. Quindi Pierluigi è proprio un imprinting musicale il suo, proprio... Un imprinting musicale, certo, ante litteram, diciamo, si diceva una volta, insomma, ante nascita. Prenatale direi. Prenatale, effettivamente. Vabbè, C'est ça, okay. exactement. Sai, Pierluigi, a volte quando ero piccolo, che guardavo la televisione, c'erano dei cartoni animati e Michel aveva composto la musica di molti cartoni animati, ma io non sapevo che fosse la musica di Michel Legrand. E ciò che era incredibile, io amavo queste musiche e più tardi, ascoltando e cercando e studiando, ho scoperto che Michel aveva scritto le musiche animati per i film, eccetera. È così che ho iniziato a entrare nell'universo di Michel Legrand, ma il film che mi ha profondamente toccato è Yentl. Bienvenue à nous, bienvenue. Alors, déjà, il film è comunque già eccezionale. È il più grande film di Barbra Streisand come regista, cantante, come attrice, come produttrice, ma io credo che questa partitura sia la più grande scritta da Michel Legrand. Io oserei dire, per usare un termine che adesso si ricollega a un'altra domanda che vorrei fare a David, è un po' il tappeto rosso, diciamo così, di Barbra Streisand, ma je vais l'appeler le tapis rouges, non, de Barbra Streisand, ok? Parce qu'il a travaillé sur la voix de Barbra, sur les sons de Barbra, sur les soupirs de Barbra. Il y a un travail incroyable d'écriture musicale, de connaissance de la voix de Barbra, c'est incroyable. Ciò che tu dici, Pierluigi, è esatto, poiché ciò che sentiamo nella registrazione hanno mantenuto i respiri, la partecipazione della Streisand, c'è tutta la musicalità della voce di Barbra Streisand, ma ancora di più ci sono le parole di Alain e Marilyn Bergman. E sono incredibili, le parole di Yentl sono straordinarie, veramente Yentl è un capolavoro assoluto. Io mi ricordo che la cosa che mi colpì molto fu la canzone No Wonders, che ha un testo e una melodia stupende, ma la cosa che mi colpì che anni dopo in un album di Michael Jackson comparve una melodia tale e qual a quella di No Wonders di Yentl, che era tra l'altro con i testi di Alan e Marilyn Bergman, poi leggermente variata, ma era quella, che era talmente bella che si innamorò anche Michael Jackson di questa cosa qui, poi lo confessò. Ma tu sai, Michel era veramente molto amico con Michael Jackson. Era molto amico di Michael Jackson. Michel era amico della terra intera. Era amico di tutta la terra, quindi. Écoute, David,
Ma sai, è incredibile. Quando tu guardi il film, il mio film, abbiamo cercato di dare un po' i luoghi e per far capire alla gente che lui, Michel, aveva lavorato con tutto il mondo. Ma il problema è che io avrei bisogno di fare un film di 4 ore. È allucinante. Ha lavorato con tutti quanti, ai 4 angoli del mondo. Ha lavorato in America Latina, in Russia, negli Stati Uniti, in Giappone. In Giappone è una megastar. Vabbè. Io invece ricordo di Yentl la prima traccia, Where is it written, si chiamava, e quello che mi stupì da ragazzo, io non capivo perché Barbara Streisand inizia su una scala modale che evidentemente dal sapore legata evidentemente alla musica ebraica, ma era particolarissimo perché non ce n'erano tanti di cantanti, diciamo così, americani che probabilmente lei la conosceva da vicino quel tipo di musicalità e cultura. Io però vorrei chiedere a David, il film è ricco di testimonianze, materiali, è veramente, come diceva Massimo, c'è tutta la vita di Michel Legrand dentro. Ma quanto è stato complicato realizzarlo e soprattutto quanto tempo ci ha messo appunto per realizzarlo? Oui, alors, io ho incontrato Michel al Festival di Cannes nel 2017, nel maggio del 2017, ed è strano perché lui faceva un concerto privato per 200 persone circa su una terrazza del palazzo del festival e io sapevo che lui era lì e io ho fatto qualsiasi cosa per entrare al concerto, e quando mi sono trovato davanti a lui alla fine del concerto io non potevo non andarlo a trovare, non potevo non parlarci. A quel punto l'ho fermato e gli ho detto: sa, signor Legrand, se io esisto grazie a lei. E lui ha detto: ma com'è possibile? Gli ho raccontato la storia del disco, della mia famiglia, del film, e lui ha detto: ah, incredibile, formidabile, io sono ancora più felice di aver scritto questa canzone. Allora, mica da tutti. A partire da quel momento io ho cominciato a incontrarlo da lui vicino Parigi, a Montargis, dove lui aveva la sua casa, e abbiamo cominciato a parlare. E la prima volta sono andato da lui a casa sua, dovevamo pranzare, prendere un caffè, parlare. Michel era qualcuno di estremamente vivo, molto molto vivo, e la prima cosa che lui ha detto è stato: sembrerebbe che lei voglia fare un film su di me, ma che cosa vuole fare? E io non avevo un copione, non avevo preparato un lavoro, e allora mi sono detto: che tipo di lavoro sarà? Da intrattenimento, così, culturale? Io ho cominciato a sudare, accanto a me c'erano i 3 Oscar, c'era Michel davanti a me, e lì tutto d'un colpo gli ho detto: ascolti Michel, io voglio assolutamente fare il film più completo possibile e io voglio assolutamente mettere il massimo delle interviste di tutte le persone con cui voi avete lavorato. Lui mi guarda e mi dice: ah, beh, questo sarà molto difficile perché sono tutti morti. Dopo di questo mi sono detto: l'incontro durerà 5 minuti. Lui mi dirà: beh, ok, andate via, voi siete simpatico, così. Ma io a quel punto mi sono domandato cosa posso dirgli per cercare di interessarlo, per avere la sua attenzione, e quindi tutto d'un colpo gli ho detto: ma lei, Monsieur Legrand, che cosa farebbe per realizzare un film su di lei? Ha spalancato gli occhi, aveva degli occhi come delle stelle, mi ha guardato con grande emozione e a quel punto l'incontro, che doveva essere di 5 minuti, è durato 5 ore. Lui mi ha raccontato tutto, come ha iniziato, come ha lavorato con Jean-Luc Godard,
come ha visto montare All'ultimo respiro, il film con Belmondo, eccetera. Questo è cominciato così e da quel momento non si è più fermato. Chiedo a Davide di raccontarci come è nato questa sua volontà di realizzare un film e di essere un giorno, lui che è nato a Cannes, che ha vissuto a Cannes, di essere un giorno a Cannes come protagonista e con un film che resterà nella storia. Questo ovviamente ça va sans dire, ma la storia di David, a mio modo di vedere, è grande quanto quella di Michel Legrand. Come tu sai, io sono nato a Cannes, sono cresciuto a Cannes. Mia mamma mi ha fatto crescere qui a Cannes e lei mi ha sempre portato al Festival di Cannes, da sempre. Io guardavo il Festival di Cannes con i miei occhi di bambino, è questo che effettivamente mi ha dato voglia di provare a diventare un protagonista. Io sognavo, vedevo i proiettori, le star e avevo molta voglia di sognare e di poter un giorno fare del cinema. E effettivamente gli anni passano, io non ho fatto le scuole, io ho interrotto le scuole normali molto presto e sono partito a lavorare sulle navi, ho fatto qualsiasi lavoro e quando ho perso mia mamma avevo 20 anni e sai, nella vita a volte questo tipo di cose sono come un elettroshock, comprendi quello che dico? E mi sono detto, è qualche cosa che bisogna fare, bisogna che io faccia quello che ho voglia di fare, cercare di fare del cinema. E quindi partire da Cannes senza niente di tutto proprio, giusto soltanto una videocamera che ho acquistato con un po' di soldi che mia mamma mi aveva lasciato e ho cominciato a lavorare, andare a Parigi, incontrare dei produttori, lavorare a destra e a sinistra dei piccoli film, dei grandi film e anche i making of. E infatti è così che ho iniziato, è così che ho insegnato a me stesso il lavoro, è come un autodidatta, facendo il cinema, andando sulle scene, girando le scene. Ma quello che è rimasto sempre dentro di me è stato un giorno mi piacerebbe fare un documentario su Michel Legrand. Tu Pierluigi sei la persona giusta per raccontare che poco prima di Michel io ho incontrato Ennio. È per questo che io e te siamo amici. Ma vedi, io sono sempre stato innamorato della musica da film, delle colonne sonore. E io non passo una giornata senza ascoltare della musica di colonne sonore. Ho bisogno di musica per scrivere, per sognare. Ho bisogno di musica sempre. Ascoltavo Michel Legrand, ascoltavo Ennio Morricone, ascoltavo John Williams. E quindi tutto questo ha iniziato a darmi, diciamo, a spingermi. E Michel era francese e allora ho detto un giorno bisogna che io arrivi a contattare quest'uomo e poter fare un documentario su di lui. A partire da quel momento mi sono messo a lavorare. Ok, adesso ti lascio fare la traduzione. Perfetto. Mi viene in mente, ci sono molti registi che fanno film autobiografici, a volte anche un po' tirati per i capelli. Beh, lui lo dovrebbe assolutamente fare un film autobiografico, chi se non lui? Cioè, la sua vita ricorda quella di Totò di Nuovo Cinema Paradiso, cioè lui ha già... Io faccio le musiche. Infatti. T'as tout compris, David? T'as tout compris? Sì, ho capito tutto quanto, ma sai, io racconto questa storia. Marco è la 10ª persona che mi dice che devo scrivere un film sulla mia vita, perché è un film straordinario.
Sì, ne sono convinto. E sai, per tornare al film, quando ho iniziato a lavorare all'idea del film su Michel, ho iniziato a incontrare, ho chiamato il manager, ho chiamato delle persone per cercare di vedere come fare a realizzare questo film, e ha preso molto tempo. La prima volta che io ho pensato di fare un film su Michel Legrand era il 2012. E l'incontro con Michel è stato nel 2017, quindi già sono passati 5 anni prima che io riuscissi a incontrare Michel, e a partire dal momento in cui Michel e io abbiamo iniziato a lavorare insieme per trovare i soldi, abbiamo impiegato 5 anni di più ancora, 5 anni, e ancora voglio dirti che questo film è un miracolo. Perché è un miracolo? Perché i soldi che abbiamo oggi per realizzare questo film sono 3 volte meno di quanto costa il film. On connaît très bien cette histoire-là. Io prima di lasciare le ultime domande a Massimo, io ci tenevo a farne una sulla figura di Legrand nell'ambito della cultura francese. Noi dall'Italia conosciamo i compositori, diciamo, quelli storici della musica francese, da Maurice Jaubert a Georges Delerue, poi ai nuovi, Romby, Serra, Gabriel Yared e via dicendo, ma Legrand mi è sempre sembrato una specie di traghettatore, ora ti voglio che la traduzione a te, di punto di unione tra il cinema classico, passando per la Nouvelle Vague, arrivando fino ai giorni nostri in qualche modo. Ecco, io vorrei chiedere a David che cosa rappresenta per la cultura francese la musica di Legrand. Allora, questa è una domanda interessante, perché i compositori come Philippe Romby, Gabriel Yared, Alexandre Desplat, queste persone sono dei compositori il cui padre musicale è Michel. Ora la riconoscenza verso Michel in Francia non è assolutamente all'altezza dell'uomo e dell'artista che è stato Michel. La riconoscenza verso Michel è più importante all'estero che in Francia. Per esempio, Michel non ha mai avuto un solo César per nessuno dei suoi lavori in Francia. O anche le musiche che ha fatto all'estero non hanno mai avuto il riconoscimento che meritava nel proprio territorio. Allo stesso tempo, lui ha avuto il riconoscimento dei suoi padri, dei compositori che abbiamo detto poc'anzi. Allora, mi sembra di capire che è troppo internazionale per essere solo francese, un po' come a noi con Umiliani, mi sembra, Massimo. Bravo, sì. Uguale, sì. Forse anche Ortolani, insomma, questi qui, insomma, i nostri un po' più che hanno guardato verso l'America, no? Ovviamente. Nemo profeta in patria, no? Nemo profeta in patria. Voilà. Par contre, d'altronde il pubblico francese adora Michel, e ciò che è molto interessante è che dopo che il film è andato a Cannes, io ricevo dei messaggi su Instagram di persone che io non conosco, che mi dicono: ma è incredibile, il vostro film è straordinario, l'abbiamo visto al Festival di Cannes, dei ragazzi di 20 anni che mi dicono: noi adoriamo Michel Legrand. Allora, ciò che io trovo affascinante è che la musica di Michel attraversa le generazioni, perché guarda, Pelle d'Asino ha più di 50 anni. E pertanto tu prendi la musica di Pelle d'Asino e i giovani adorano questa partitura. Voilà, Podan. Che bella copertina poi, peraltro. Bellissima, bellissima. Ma io ho una domanda birichina per David, perché nel documentario c'è un momento in cui
c'è Legrand che diciamo si infervora nei confronti dell'orchestra e anche del direttore, che a un certo punto scompare del tutto, proprio disappear totalmente e poi si rifà vivo, e viene fuori questo carattere abbastanza, diciamo, non dico iracondo, ma anche bello acceso. Ma la domanda qual è? Siccome Legrand non se lo ricordano in molti, ma lui è stato anche regista, oltre a sceneggiatore, ma è stato anche regista, ha fatto un film che si chiama 5 giorni a giugno, che era la storia semi-biografica della sua vita, di un ragazzo che diventa musicista durante la seconda guerra mondiale. E la cosa che mi chiedevo, ma dal punto di vista registico ti ha detto qualcosa, ti ha fatto qualche diciamo appunto, si è lamentato di qualcosa? Va, vediamo. Allora, ascolta, questo è molto strano perché Michel, lui voleva controllare tutto. Se c'era qualcosa che non era come lui voleva, era un problema. Ma c'era qualche cosa per cui Michel era formidabile, è che quando lui ha saputo che io investivo il mio denaro in questo film, allora ha cambiato lo sguardo su di me. Come a dire, il suo sguardo è diventato uno sguardo di enorme rispetto, perché lui si è detto: se lui mette i suoi soldi in questo film è perché lui ci crede moltissimo. Vedi? E questo è molto interessante. Ma prima di questo, a volte era infernale. Lui poteva arrabbiarsi con te in modo incredibile. No, non voglio che sia così e non può essere altrimenti. Vabbè, devo dire che questo è teatro puro, quindi dicevo, si commenta da solo. Ma i grandi, e io questo l'ho sempre detto anche di qualcuno di cui abbiamo parlato più e più volte, è quello, il rigore, la precisione assoluta e non lasciare nulla al caso. Sai, ti racconto un aneddoto. Un giorno eravamo ad Antibes per un concerto in cui non c'erano che il pianoforte e il contrabbasso. E in quel giorno, e questo avveniva proprio all'inizio di quando abbiamo iniziato a girare il film, nel dicembre 2017, e non avevamo davvero ancora iniziato a costruire dei legami, ma comunque era già un buon rapporto. E in quel giorno io arrivo e c'era qualcosa che non piaceva a Michel, e quando io sono arrivato alla sala da concerto, Michel funzionava come un bambino. Quando mi ha visto arrivare, mi è venuto incontro e mi ha urlato fortissimo. Un minuto dopo che era successo questo, lui si è girato e mi ha detto: tu mi farai un film molto carino, vero tesoro? Le Festival de Cannes, il faut que je vous dise quelque chose. Il Festival di Cannes, bisogna che vi dica qualche cosa. Per il Festival di Cannes, durante 3 anni, tutti i giorni, io sognavo, Pierluigi, davvero, io sognavo, te lo devo dire, ti prego che io possa finire, io ti prego che possa riuscire a finire questo film, ti prego che io non muoia e che io riesca a finire questo film e che riesca ad arrivare a Cannes. Tutti i giorni, tutte le notti andavo sul balcone, guardavo le stelle e facevo le preghiere. Ma il giorno in cui ho saputo che il Festival di Cannes avrebbe preso il film, mamma mia, mi sono detto: ma che cosa ho fatto? Non riuscirò mai a farlo. E effettivamente poi, siccome abbiamo commentato in diretta quelle ore, quelle giornate, con messaggi, telefonate, David è scomparso più o meno per una quindicina di giorni, in cui praticamente è riuscito a terminare il montaggio del film e a portarlo per tempo per il festival. Quindi esiste una santa protettrice dei registi, evidentemente. Esiste un saint qui protège les régisseurs. Voilà. Il faut que tu nous dises. Mais tu sais que ma sai che, per tornare
al film, al finanziamento, ai soldi, eccetera. È interessante dire che durante anni, e nonostante che Michel fosse vivo e io filmassi Michel, la gente mi chiedeva: ma perché? Perché fai un film su Michel? Non serve a niente, è soltanto un vecchio uomo. Alla gente non interessa questa storia, non interessa a nessuno. E allora vedi, quello che è incredibile è che se io non avessi ascoltato la mia intuizione, niente di tutto questo esisterebbe, niente. Ciò che è veramente formidabile, che con il Festival di Cannes, che quando ha visto il film, perché è stato il primo a visionare la mia opera, ascolta, ci hanno chiamato e ci hanno detto: è impossibile che non venga mostrato questo film al festival. Vai, traduci. Emozionante, appunto. Io prima di lasciare l'ultima domanda a Marco sulla nostra famosa chiusa classica, ci tenevo a fare vedere a dire una cosa a Davide, perché quando poc'anzi parlò dei famosi cartoni animati che si scoprì poi da grandi che li aveva musicati Michel Legrand, tra cui da noi la siamo fatti così, questo cartone animato sulle cellule sul corpo umano. Ma c'era un altro cartone animato che io ho sempre visto da piccolo più e più volte, che era il Flauto a 6 puffi, che era sì, io ero innamorato di questo cartone animato perché c'era Gargamella che rapiva i puffi suonando il flauto, ed è ora io non so pronunciarlo in francese, ma è questo qui, sperando che lo riesco a farlo vedere. Le flûte a 6 La flûte, les duels de flûte, des schtroumpfs, tu sais? la flûte des schtroumpfs, la flûte à 6 schtroumpfs. Bellissimo, una musica bellissima, io la amo ancora oggi. Mais tu sais, Michel, ce qui est incroyable, c'est que ma sai, c'è una cosa incredibile. Quando Michel faceva qualche cosa, qualsiasi cosa, come per esempio i puffi, parliamo dei puffi, non parliamo di Steve McQueen, parliamo dei puffi, ma anche lì dentro bisognava che lui facesse che cosa di formidabile. Tu conosci la radio RTL, Pierluigi? Tu sai che RTL ha un jingle di 5 note. Un jingle, 5 notes. Le jingle, c'est ta 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 ta, 5 notes. 5 Michel note. Legrand. Michel Legrand. Incroyable. C'est fou. Si les escaliers du Palais du Cinéma de Cannes pouvaient parler, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui de David Herzog de Sith? Il dirait... Ho chiesto a David se le scale del Palazzo del Cinema di Cannes potessero parlare, che cosa direbbero oggi di David Herzog de Sith? Écoute, je pense ma que sai, se i gradini delle scale del Palazzo del Cinema di Cannes potessero parlare, direbbero che mi hanno visto spazzare quei gradini 30 anni fa, poiché prima di avere questa voglia di fare il cinema, così come vi ho detto prima, poiché io ho lasciato le scuole molto presto, la scuola non mi interessava, la musica mi interessava già, poiché per 7 anni io ho studiato del violino e ho incontrato Ivry Gitlis, un famosissimo violinista, ma vedi, la scuola non ha accettato, non ha voluto che io continuassi. E alla fine ho interrotto la scuola e quindi quando avevo 20 anni ho perso mia mamma e per cercare di lavorare, per iniziare a guadagnare un po' di soldi, io spazzavo le scale del Palazzo del Cinema. E quindi è vero che quando tu sali le scale per presentare il tuo film, io credo che le scale fossero felici di rivedermi. E questa la devi spiegare, Pierluigi, È un attimo, perché un'emozione forte anche per me, perché è la storia di un ragazzo che ce l'ha fatta, ce l'ha messa tutta, e appunto perché è una storia che conosco e che amo molto, una grande emozione, una grande vittoria che devo dire personalmente mi emoziona profondamente. Beh, posso dire, se non è un film la vita di David, allora vabbè, allora va bene tutto, cioè nel senso questo è già un film, anzi un sequel
potrebbe essere. Quindi Michel Legrand, il ritorno. Esatto. Massimo, regarde. Massimo, Sì. guarda, ça, ti ricordi del disco che abbiamo visto prima? Questo è l'originale, ok? Nel 2017 ero da Michel e Michel riceve un cartone e nel cartone c'era questo. No. No. Che un bel regalo, eh? E hanno fatto uscire di nuovo tutto l'album in LP e Michel mi ha fatto una dedica. Voilà. Écoute, tu vas nous envoyer une photo de la dédicace, d'accord? Vai Marco. Allora, dunque, la domanda che facciamo a David è: noi siamo collegati con una radio e quindi l'ultima domanda è sempre legata alle canzoni, ma questa volta io temo di sapere quale sia la risposta di David, però la faccio lo stesso, ovvero tra la produzione di enorme, infinita di Legrand, a proposito di canzoni, qual è la tua preferita? Mi sembra... La devo fare per forza. Non vale. Siamo qua. Il faut que je traduise o pas? No, j'ai compris. Questa è la domanda trabocchetto. È veramente la domanda trabocchetto, perché evidentemente in rapporto alla mia storia la canzone più amata è The Windmills of Your Smile, che è la mia preferita. Ma la seconda è la Valse de Lilla. La Valse de Lilla è incredibile. Superbe, ed è la preferita di Quincy Jones. Anche. Okay. Lasciamo scegliere direttamente alla radio quale delle due canzoni. Allora, noi ringraziamo David, ripeto, una storia, un documentario, una biografia incredibile, quella di David, ma anche quella di Legrand, e quindi ricordiamo che questo film uscirà, ce l'aveva proprio detto prima, il 9 ottobre in Francia. Noi ci auguriamo che esca prima o poi anche in Italia, perché vedo un grande interesse, caro Massimo e Pierluigi, un rinato interesse verso i documentari biografici, e siccome qui noi abbiamo avuto quello di Ennio, che è stato un po' ha aperto un po' le danze da questo punto di vista, io mi auguro che anche quello di David, che adesso il titolo lo dice Pierluigi, però vai Pierluigi, vai. Lo dico in italiano: c'era una volta Michel Legrand, perché noi di c'era una volta ce ne abbiamo di importanti. E questo tra l'altro mi fa molto piacere, perché nella mia storia di amicizia, veramente di fraterna amicizia con David, questo c'era una volta Michel Legrand chiude un cerchio importante di frequentazioni musicali. Lo spieghiamo anche per chi non lo sa, insomma, Pierluigi, il suo primo film, la sua prima colonna sonora che ha suonato per Morricone, lo ha fatta niente po' di meno che per il film C'era una volta in America, 1984. E si sono conosciuti nell'ambito di un documentario che David è venuto a girare alla Forum, dico bene Pierluigi? Quindi ecco, in questo senso il cerchio si chiude. Io invece devo chiudere la trasmissione, perché sennò ne facciamo 3, e quindi io ringrazio David, gli auguro tutto il meglio per questo suo documentario, e poi per il suo futuro documentario invece, anzi no, proprio film direttamente sulla sua vita. Ringrazio
Pierluigi, che ci ha fatto non solo da traduttore ma anche da sapiente, come posso dire, assistente a tutta quanta la vicenda. Massimo, che ti ringrazio a fare, ringrazio Thomas Crown, che è l'unico e vera ragione di vita di Massimo Privitera, che invidia tantissimo, immagino, la discografia che ha David. Incroyable. Pierre, je voulais dire quelque chose pour incredibile, incredibile. Volevo dire ancora una cosa per voi. Da quando ho fatto il film, dopo che il film è stato selezionato a Cannes, è incredibile, veramente incredibile l'amore che io ricevo dalle persone. È qualcosa che anche io stesso veramente non riesco a comprendere. Dalle persone che non conosco, ma come così con voi, e che effettivamente arrivano a vedere nel film la relazione d'amore tra qualcuno e qualcun altro. Quindi ciò che spero è che in Italia si riesca a trovare un distributore per cui io possa venire a presentare il film in Italia, e voi sarete là con me. Oui. Grazie David, ciao Massimo, ciao Pierluigi. Grazie a tutti. Grazie David, bravo, complimenti. Merci beaucoup.